Amici di Sportissimi, ciao! Da Salvo Geraci siamo live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani e Castellammare Parmonval, giornata numero 22 del Girone A di eccellenza siciliana. Cross in mezzo per Martinez, colpo di testa che va fuori. Per questa punizione in mezzo, deviazione sulla traversa. Con Cervello. Tarantino, cross in mezzo. In testa Cervello, più in alto di tutti. Musso ripropone, secondo palo, non ci può arrivare Lopez. Ancora Tarantino, un nuovo traversone in mezzo, il colpo di testa di Taibi. Fuori di poco. E Lambraoui in mezzo, Messina allontana di testa, schiaccia Sanz, Passero al volo. Mette un po' di brividi. Parte Sanz, il suo tiro in porta quasi. Finisce fuori e stava per ripetere quel gol a Marsala. Verso il centro dell'area Sanchez. Poi il tiro al volo. Oltre la traversa di Milana. E Lambraoui va col mancino in mezzo, secondo palo, il colpo arriva da parte di Andrés Passero, 1-0 per la Parmonval. Grande cross di El Amraoui che viene abbracciato come l'argentino. Musso verso il centro, va attacco Guaiana, controllo e tiro, il gol, nonostante il tocco di Minini, la pareggia il Castellammare con Simone Guaiana, 1-1 al Matranga. Allora Tarantino, cross in mezzo, Minini prova a controllarla, l'alzata di Matteo, niente da fare per un possibile colpo in porta. Giù Caronia, Martinez, occhio la Parmonval, e Lambraoui dall'altro lato, Martinez per Lambraoui, davanti la porta, Lambraoui, gol della Parmonval con dedica speciale, il gol di Sami e Lambraoui. La punizione di Piscopo, l'aspetta Martinez, sfonda, calcia al volo, a terra di Paola. Dovete stare in silenzio! Passero la alza, secondo palo e Lambraoui al volo! Grande parata di Paola, ma tutto fermo per fuori gioco. C'è anche Buscetta e Lambraoui scambia con Buscetta. Va El Amraoui fino in fondo. C'è la pressione di Ribado, cross in mezzo Martinez. Fuori di poco. Lancio lungo di Passero, Martinez al volo! Gaston Martinez la chiude la Parmonval. 3-1 qui con un gran tiro, batte di Paola. Tacco di Zerbo, Buscetta si allarga Piscopo. È in fuorigioco? Sì. C'è anche il triplice fischio con la Parmonval che batte il Castellammare al Matranga 3-1